Ciao Fioi! Ciao! Oggi siamo sul Monte Grappa, un luogo dell'interesse storico in cui si sono combattuti tra i più importanti conflitti della Prima Guerra Mondiale. Un luogo affascinante, pieno di boschi, Verdissimi in questa verde stagione. e pieno di malghe. Oggi dove andremo a mangiare? Mangeremo alla trattoria Damasio, che ci è stata fortemente consigliata da degli amici. Noi come sempre abbiamo un po' di fame e andremo a soddisfare questa nostra fame in questa trattoria. Non vediamo l'ora. Andiamo! Damasio è nata negli anni 70 e porta appunto il nome di Massio, che è il titolare, nonché colui che ha aperto la trattoria assieme alla moglie. È una conduzione familiare, quindi dai genitori hanno seguito i figli, ora ci sono i figli dei figli e si continua a tramandare la tradizione. Qua puoi dire proprio se magna. Ricottina di malga, finto miele, finto, non so, però il gusto è di miele. Finto miele di ortica. Di ortica, finto miele d'ortica, poi c'è questo affettatino che è un carpaccio di qualche cosa, evidentemente. Una bresaola, con un aspetto pazzesco. Procediamo all'assaggio. Partiamo dalla bresaoletta, dai. Bresaola bomba. Mamma mia. Buona? Fantastica. Assaggiamo questa ricottina di malga. Beh, l'aspetto sembra pazzesca, mega fresca. Buonissima. Io farò un boccone combinato. Questo è un bocconcino di carpaccio di bresaola. Ne avrei mangiate altre 10 fette, diciamo. Bresaola veramente. Diciamo che questa è proprio una prelibatezza. Buona. Questa tartelletta di burro alle erbe spontanee di campo? Non lo so, burro alle erbe con l'erbetta cipollina. Bello. Buona? Sapore bello forte. Ricorda un gorgonzola qua, un formaggio arborinato. Molto buono. Potrebbe non piacere ad alcuni perché ha un gusto abbastanza forte, cioè non è il classico gusto di burro. No. Ha un'acidità proprio. Buono. Io stendo un po' questo burretto. Ottima idea. Invece di mangiarmelo Io l'ho mangiato completamente come una pallotta. pazzo io. Pazzesco. Gorgonzoloso. Che c'è sicuramente la salvia. Cioè, l'aspetto sembra un po' gorgonzola. Sì, ma non è dolce come classico burro, no. È proprio un'aromaticità diversa. I formaggi sono sì di malga qui delle nostre zone, quindi anche un modo per far lavorare tra virgolette anche gli altri del territorio. Certo. Tutti i burri che hai assaggiato con le erbette eccetera sono tutte ricette che fa la Elisa, quindi sempre la figlia. E tutte erbette, mieli e cose che comunque crea lei. La consueta annusata. Ok, diamo un'occhiata a questo pasticcio. Beh, devo dire, l'aspetto sembra bello. La pasta mi dicono che è fatta in casa, quindi anche questo è un ottimo punto a favore. Non ci resta che assaggiare, quindi porcini e salsiccia. Una bella quantità di strati. Facciamo un taglio, dai. C'è anche una bella crosticina. Bravi. Assaggiamo. Buonissimo. Buonissimo. Proprio una bella fettona di pasticcio, quella che abbiamo. Ti rende contento se hai voglia di mangiare pasticcio come avevo voglia io. Capito? Tanta roba. I bigoli sono proprio belli grossi, belli porosi, che prendono proprio tutto il sughetto e si sente che sono fatti in casa, secondo me. Cioè, non so se da loro, fatti comunque in modo artigianale di qualche tipo, molto buoni. E il ragù
Molto anatroso, ci sta. Molto anatroso, beh si vede. Bianco. Eccolo qua. In pezzettoni proprio grossi, quindi. Buono. Io che millanto una grande esperienza nei bigoli, vediamo che recensione faccio. Buono. Buono, buono. Posso un po' secchino il ragù, però buono. Ma no, molto buono, Però qua si parla solo di mantecature e di cose varie. Un 8 pieno se lo prende, dai. Poteva arrivare al 9 se avesse avuto una mantecatura migliore e un bigolo cotto un pelino di più, parlo proprio di 30 secondi, Concludo il mio commento 8 pieno, perché c'è anche una grandissima quantità di ragù. Il ragù è molto buono. Bravi. Il profumo è buono, anche il colore dello spezzatino. Devo dire, bello tuffato nell'olio. Molto tenero, sembrerebbe a vedersi e a toccarsi con la, con la forchetta. Buono, buono. Polentina. Tutto molto buono. Ciao. Io ho preso il capriolo, che sì. sapeva proprio di capriolo, cioè nel senso, certo, no, dice che sa di alle aveva spezie, il suo gusto selvatico, però sì. non fastidioso. Non è esagerato, ecco. esatto. E poi lei ha preso il pollo, che si vedeva che era un pollo comunque ruspante, cioè bravo, di una esatto. morbidezza, poi cioè, assolutamente, no, si guarda molto alla qualità del prodotto, oltre si che sente. alla nel condimento e tutto, ma proprio l'arrivo, cioè chi te lo produce. Sembra Pollo al forno. una bella consistenza. Mi ricorda un po' quello della nonna. Sembra bello. Molto saporito. Wow. Salatino. Infatti mi ricorda un po' il pollo al sale della mia nonna, che però ha più crostina. Tipo. Vedo comunque una buona crostina, dai. È caldina. Molto buona. È calda. Ma abbiamo preso la crostata. La crostata, i frutti Ancora di bosco, caldina, esatto. con una bella pasta proprio bella grossa. No, i dolci sono buonissimi, tutti comunque fatti in casa da loro. In questo caso i dolci li fa la figlia, la Elisa, quindi si tramanda proprio la tradizione. Volevamo mostrare in questo video anche l'ossario in cima a grappa, però la situazione meteorologica non è proprio la migliore. Si può vedere. Pure il singhiozzo. Questa è la situazione. Partiamo dai prezzi. Quasi tutti i piatti costano sui 10 euro e le porzioni sono abbondanti. Sottolineerei che era tutto molto buono, ci è piaciuto tutto. Tutto. Dall'antipasto al dolce, sicuramente. Anche la birra era una non filtrata della Cimbra molto buona. Però le nostre due scelte preferite sono state sicuramente il pasticcio con i porcini e salsiccia. Bomba. Buonissimo, buonissimo. Si sentiva proprio il taglio, c'è proprio uno spessore della pasta che era sicuramente fatta in casa. Magari l'unico, se vogliamo, piccolissimo difetto è che forse la besciamella era un po' troppo densa, vabbè, però secondo me c'era in mezzo anche del formaggio, quindi anche forse per quello, molto formaggioso, ma veramente gusto formidabile. E poi l'altra seconda, rullo di tamburi, il pollo che contrariamente a quanto uno si aspetta era veramente pazzesco, cioè il petto aveva una consistenza proprio zero, secco, umido, bello ruspante, si vedeva che era di casa, Un bel sughettino molto sughetto morbido, buono, molto insomma. gustoso. Sì. Buono. Vabbè,
citazione anche d'onore per la crostata, che era obiettivamente una frolla fatta così, bella grossa, si vedeva proprio, Sì. sì, molto molto buona anche quella. Quindi andateci e provate questi piatti, ci ringrazierete. Se anche voi conoscete dei posti qui in zona che volete consigliarci, fateceli sapere nei commenti. Sì. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!